Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Nei giorni scorsi i carabinieri di Taormina hanno denunciato in stato di libertà un uomo del Messinese per il reato di furto aggravato e danneggiamento. Il sistema di videosorveglianza comunale ha immortalato il responsabile nel momento in cui, mentre si trovava alla guida di un'autovettura rubata, è andato a sbattere con altre due auto parcheggiate ai margini della carreggiata, per poi fuggire facendo perdere le tracce. Avrebbero spacciato stupefacenti all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara, nell'Agrigentino. Per due indagati, un quarantenne e un cinquantenne originari di Agrigento, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Per altri due, un 24enne di Agrigento e un 47enne di Palermo, è stato disposto l'obbligo di dimora ad Agrigento. Nel corso di una riunione operativa, gli 8 deputati eletti nel progetto De Luca Sindaco di Sicilia hanno stabilito di costituire due gruppi che all'interno dell'Assemblea regionale rappresenteranno Sicilia Vera, Sud chiama Nord. Nel corso dell'incontro è stato ribadito che Danilo Lo Giudice riveste il ruolo di coordinatore dei due gruppi parlamentari. Era originario di Belmonte Mezzagno l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 14 ottobre nella sede Società Telefonica Lombardia di Brescia. La vittima aveva 41 anni e viveva a Gallarate ormai da tempo. Il suo nome era Giovanni Salamone. La vittima è precipitata da un tetto su cui stava lavorando. Ad un certo punto il plexigas ha ceduto e l'operaio è volato giù da un'altezza di 9 metri. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.